importante una fiera di questo tipo? Ma l'impegno è tanto, nel senso che la responsabilità si sente, ovviamente è anche una gioia perché è un ruolo importante. Noi con molta umiltà, con molta serenità abbiamo cercato di mettere a disposizione di tutti i nostri soci, ma di tutte le occasioni fieristiche che ci sono, il massimo impegno, la massima disponibilità, cercando di dare delle opportunità prima di tutto alle aziende, perché le aziende sono il motore della fiera e quindi le aziende è importante, ma nel caso di specie per quanto riguarda la fiera caccia, pesca e natura, dando anche un importante punto di riferimento per tutti i distretti dei cacciatori, per l'amministrazione provinciale che ovviamente gestisce la caccia e pesca e per la promozione di quelli che sono questi meravigliosi trofei che i cacciatori o i pescatori ovviamente ogni anno fanno e hanno e mettono a disposizione della collettività. L'importanza che qui troviamo tutte le riserve alpine della provincia di Belluno presenti con i loro capi abbattuti, che sono trofei di caccia, ma l'importanza è quella dei capi abbattuti perché da un punto di vista scientifico si possono analizzare un po' quella che è stato l'andamento in base alla qualità dei trofei, l'andamento dell'annata venatoria precedente. Oltre a questo, questa è la festa del cacciatore, quindi come vedete dai tavoli, qui non so se avete visto i tavoli che ci sono, qui si fa veramente festa e quindi è un momento sociale dove arrivano molte famiglie, anche non cacciatori, anche famiglie non cacciatori, e per noi questo è fondamentale, cioè sempre di più vogliamo inserirci, ma non così perché lo vogliamo noi, ma perché viene richiesto anche dal resto dei cittadini essere proprio in mezzo alla gente comune e anche noi rispettosi di quello che è l'ambiente e la fauna selvatica. Io penso bene di ogni manifestazione che possa portare in paesini in difficoltà economica, come può essere Oerto, Longarone, o Maniago, o Riva del Garda, lì un po' meno. Penso che tutto sia utile a poter sopravvivere economicamente. Quindi io sono stato cacciatore, lo sono ancora, anche se non ho più tempo di andare, e credo che per Longarone ogni manifestazione, ogni fiera, non solo per l'economia, per l'indotto che può portare, ma anche per la pubblicità, per il nome. Longarone non è solo il Vajont, Longarone è anche cercare di uscire dallo stallo, riuscire a fare un po' di economia con queste manifestazioni, queste fiere, ce ne sono mi pare una decina, l'ultima è quella del gelato, e quindi sono favorevolissimo, che ne dicano animalisti o ben pensanti, che a stomaco pieno sono tutti lì col dito puntato. E quindi sono felice di questa fiera, quella della caccia. Mi interessa anche che chi entra qui non è detto che deve andare ad ammazzare animali, uno può comprarsi un coltellino, un binocolo, delle scarpe, dei vestiti, quindi è una cosa buonissima per una cittadina come Longarone. Alle mie spalle un gruppo di esperti stanno facendo la valutazione dei trofei di caccia prelevati l'anno scorso. È un aspetto molto tecnico, è fatto sulla base di dati scientifici che riportano praticamente un valore attribuibile ad ogni trofeo appunto di caccia. Per la federazione venire a manifestazioni di questo tipo?
È fondamentale perché mettiamo in mostra nei confronti del pubblico, di tutti i pescatori e gli appassionati sia della provincia che da fuori provincia, tutte le attività che fanno i nostri bacini, i nostri associati durante l'anno. Quindi è fondamentale per promuovere sia le attività delle nostre associazioni sia il territorio nel suo complesso, diciamo. Manifestazioni di questo tipo sono sempre molto interessanti, attirano molto pubblico, c'è molto interesse anche da parte non solo dei cacciatori e pescatori ma anche della gente comune che viene per vedere attrezzature, magari abbigliamento o quant'altro che possono servire anche a chi non è cacciatore. Poi per quanto riguarda la tassidermia c'è un grande interesse anche dei giovani, le scolaresche e anche per musei e quant'altro perché sono interessati ai prodotti che noi facciamo. Che cosa fate all'interno di questa manifestazione? Noi organizziamo 2 gare di pesca in concomitanza con la Fiera Caccia Pesca Natura. Una gara il sabato con esche naturali, mentre una gara la domenica a spinning a squadre per promuovere la nostra disciplina all'interno di questa manifestazione che è Caccia Pesca Natura. La tradizione sulle gare di pesca è un elemento trainante che attira molte persone. Se è una cosa tipica, le persone hanno anche piacere a partecipare tutti gli anni a manifestazioni di questo tipo. Le aspettative sono che sia i visitatori che gli espositori siano soddisfatti. È logico che il lavoro che viene fatto da tutti i collaboratori della fiera è sempre con grande impegno, di conseguenza anche per loro è una soddisfazione che questi eventi abbiano un risultato positivo, perché lavorano proprio per questo.